Noi siamo in questo spazio che ci è stato dato provvisoriamente per un'esposizione di una mostra dalla Basilica di San Marco. Siamo qui perché alcuni artisti fiorentini ci hanno regalato, ci hanno donato delle loro opere. Perché? Perché voi sapete tutti, a novembre è successo in Sardegna un fatto abbastanza pesante. Noi fiorentini lo sappiamo, parlo della mia parte, il 50% fiorentina, lo sappiamo benissimo, nel 66 l'alluvione abbiamo avuto, benissimo, in Sardegna, in certe zone della Sardegna è avvenuto qualcosa di similare a quello che è successo a Firenze, se non ancora di più. Per cui noi abbiamo fatto molte altre iniziative, ricordo il Teatro Puccini, ricordo una corsa che abbiamo fatto come maratona, ricordo degli amici di Scandicci che hanno fatto delle raccolte e via via abbiamo accumulato una somma per poter destinare agli orfanati della Sardegna. Benissimo, questa mostra, tutti i ricavati di questi quadri che ci sono stati donati, quindi non è che ci sia una base d'asta, va bene, che verranno acquistati, saranno dedicati e poi portati direttamente su dei progetti diciamo già individuati oppure da individuare, va bene, in Sardegna. Noi dedicheremo 5.300 euro, va bene, per fare 2 aule scolastiche, quindi voglio dire banchi, armadi e quant'altro a Terralba, perché a Terralba abbiamo avuto già un gemellaggio nel 2013 con 2 classi di Terralba, va bene, abbiamo avuto contatti, abbiamo portato i bambini qui, diciamo, a fare delle esibizioni, si sono, diciamo, mescolati con nostri alunni delle elementari della scuola Carducci, della scuola, diciamo, Torregiani dell'Oltrarno, ecco Pinuccio Sciola, che diciamo ce lo prendiamo, ribattezzato Peppino, però siamo Pinuccio, va bene, per 5 volte mi è stato detto, ma gli va bene lo stesso, e ne approfittiamo perché diciamo Pinuccio, abbiamo un po' approfittato anche di te, delle tue opere, anche per promuovere un attimino questa, tra virgolette, permettimi, vendita, va bene, di queste opere degli artisti fiorentini che gli artisti fiorentini ci hanno donato, per poter, e sarà una goccia, va bene, nel mare dei bisogni che possono essere, comunque verranno interamente dedicati e interamente rendicontati come è il metodo del nostro circolo, va bene, interamente rendicontati su quello che faremo. Per cui io vi prego, sia agli astanti presenti, anche di promuovere presso anche, diciamo, anche gli amici e quant'altro, di venire a visitare questa mostra e anche di fare un'offerta, e noi saremo ben lieti, va bene, di mettere nome e cognome dell'acquirente e dire che è stato dato un piccolo contributo, va bene, per gli alluvionati della Sardegna. La nostra vicepresidente Pasqualina Musina, che mi piacerebbe anche fosse a queste parti, che diciamo è lei che comunque ha organizzato tutto insieme ai ragazzi. Volevo ringraziare anche tutti i ragazzi che effettivamente dell'Accademia, che sono stati veramente meravigliosi. Pinuccio, sono dei ragazzi veramente che meritano, perché in effetti sono ragazzi che senza Matteo, che ci hanno dato una mano veramente encomiabile, insomma, per cui lascio a te un attimino la parola e mi piacerebbe che mi ringraziassi per chi persona, perché se non no, parla te, sei un ragazzo, dai. No, grazie a tutti quanti. il collante per... Abbiamo messo Due parole la insieme, puoi dire, le puoi dire ufficialmente due parole. abbiamo unito insieme 2. Sì, ma tu parli talmente a bassa voce adesso non si sente. Sì, bravo. No, senza microfono, dai. Fa finta ce l'abbia io, Mi piace dai. molto anche questo rapporto familiare che denota appunto l'amicizia che si sta saldando ogni giorno di più nel contesto sempre dell'arte, che Firenze naturalmente è quella che tramanda da sempre, e io non posso fare altro che
condizioni che fanno sì che l'uomo possa veramente convivere con il prossimo guardandoci negli occhi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.